Rieccoci nuovamente in diretta dallo studio allestito dal padiglione, lo stand di Fise Veneto di Fiera Cavalli. Torniamo in diretta per un altro momento informativo. Andiamo in questo spazio che trascorreremo insieme a parlare della convenzione tra l'ente di formazione Informa e Fise Veneto per quanto riguarda gli interventi assistiti con gli animali. Ne parliamo in compagnia dei miei ospiti. Ho il piacere di avere qui con me Fiorenzo Pesce, Buongiorno. direttore di Informa. Ben trovato. Buongiorno anche a Daniela Cipriani, tecnico Buongiorno. di Sport Integrati, ben trovato. Buongiorno. Do il benvenuto a Manuela Motta, coadiutore del cavallo. Buongiorno Manuela, e sono felice di avere anche Consuelo con noi. Ciao Consuelo, grazie di essere con noi, sono molto contenta che tu sia qui. Allora, inizio da lei, dottor Pesce. Inizia questa convenzione tra Informa e Fise Veneto. Ci racconta un po' il progetto? Ma innanzitutto è una convenzione che doveva per forza essere sottoscritta, in quanto noi siamo un ente di formazione accreditato sia in Lombardia che in Veneto per i vari ambiti formativi, per i servizi al lavoro, e in particolar modo siamo autorizzati a svolgere le attività formative riferite poi alle linee guida degli interventi assistiti con gli animali. Fise, chiaramente la conosciamo tutti, è un'importante federazione nazionale italiana. Il Comitato regionale Veneto si è da subito messo a disposizione in una collaborazione con noi per poter interagire con i quadri tecnici e quindi supportare con la nostra esperienza formativa e con l'esperienza formativa tecnica dei quadri tecnici Fise un percorso che senz'altro porterà soddisfazione agli utenti e quindi alle rispettive organizzazioni. Tengo a precisare che anche tutti e due condividiamo l'obiettivo volto proprio all'utente fruitore finale e alle famiglie di questi ragazzi, quindi è un obiettivo sociale oltre che sportivo, anche se proprio non agonistico al 100%, ma comunque agonistico sotto l'aspetto emotivo è fondamentale perché aiuta tantissimo. Quindi la sinergia tra queste due realtà la ritengo veramente fondamentale come esperienza poi da esportare in altre parti d'Italia. Ecco, perché l'obiettivo, se non sbaglio, è proprio questo: fare in modo che questa buona pratica possa fare da apripista anche per altre regioni, altri comitati. Certo, se noi riusciamo a fare un buon lavoro, e di questo ne sono certo, altre regioni possono imitare il Comitato regionale del Veneto e quindi far propria questa esperienza e poi diffonderla nei rispettivi territori. L'obiettivo è anche crescere, poi da questa prima iniziativa possono succedere e inserirsi altre iniziative che andremo a quantificare e verificare nel tempo. Certo, l'importante è partire, no? L'importante è fare il primo passo, certo. Ecco, certo. Daniela Cipriani, ci aiuta a capire un po' meglio che cosa si intende per interventi assistiti con gli animali e quindi nel nostro caso con il cavallo? Allora, gli interventi assistiti come linee guida si dividono in tre parti. C'è il primo blocco che è la parte base, dove praticamente c'è uno studio degli animali detti da pet therapy, degli interventi assistiti, e noi ci collochiamo nella parte dell'attività coi cavalli, per cui la prima parte sarà uno studio generale degli animali da pet come interventi assistiti. Il secondo step è invece il lavoro proprio specifico sul campo con gli animali per diventare coadiutori, e il terzo è proprio quello per fare le terapie, comunque più che altro interventi mirati sotto il profilo educativo, terapeutico e psicologico, in base appunto ai quadri formativi che l'ente può mettere a disposizione. Il ruolo e l'efficacia di queste attività. Allora, il ruolo diciamo è fondamentale, la preparazione e avere un centro in grado di gestire le persone, saper come muoversi nel caso in cui ti venga al maneggio una persona con la disabilità di vario tipo e saperla gestire, saperla proporre le varie attività, perché non c'è solo metterli in sella, c'è la possibilità anche degli attacchi
del volteggio, per cui si apre proprio la possibilità di dare a questi ragazzi proprio la possibilità di entrare nello specifico del cavallo a 360 gradi, per cui il lavoro che può essere molto anche accattivante, dico io, perché non è solo salire a cavallo, ma può essere il volteggio o gli attacchi, che è molto, molto bello, però anche allo stesso tempo poco conosciuto. Certo. Manuela Motta ci racconta, non so se riusciamo a sentirci fino a lì, ma vorrei capire che cosa fa un coadiutore del cavallo e anche l'esperienza di Consuelo. Allora, il coadiutore affianca l'istruttore nei ragazzi speciali. Io faccio la parte, prima accolgo i ragazzi speciali, li accompagno verso il cavallo, prepariamo e puliamo il cavallo insieme, glielo faccio conoscere, glielo faccio accarezzare. Collaboro con loro, con i bimbi, con i ragazzi speciali per quanto riguarda lo spazzolarlo, li coinvolgo nella preparazione proprio. Da lì poi andiamo verso il campo dove c'è il nostro istruttore che ci aspetta e lo affianco nella salita dei ragazzi speciali e poi in alcuni casi proprio per tutta la durata della lezione. Quindi io tengo il cavallo mentre lui aiuta i ragazzi a stare in sella per quanto riguarda le autonomie, quindi li rende autonomi nel lavoro con le redini, nel lavoro di girare a destra e a sinistra, di renderle più eretti possibili. Quindi ecco, c'è questa collaborazione a tre, dico io, perché coadiutore, istruttore e cavallo sono i tre, poi ci sono i ragazzi speciali che fanno tutto il resto. Io dico sempre, il cavallo è un medico fondamentale ed essenziale a 360 gradi. Lui è il primo a esserci in campo, noi siamo i suoi collaboratori e loro ci insegnano come poi continuare il lavoro. Ecco, il cavallo si mette naturalmente a disposizione di questi ragazzi e interagisce con loro. Assolutamente sì, ma proprio a 360 gradi, perché i ragazzi speciali ce ne sono tantissimi e con varie difficoltà diverse. Il cavallo ha questo, lui non fa distinzione, che ci sia un ragazzo normodotato, che ci sia un ragazzo speciale, lui si adegua al ragazzo speciale. Se il ragazzo è un ragazzo autistico, lui riconosce le difficoltà di questo ragazzo, sta molto attento, ascolta i suoi suoni, ascolta i suoi urli. Con i ragazzi ciechi sente che c'è il tatto e quindi da lì riconosce che loro non vedono, quindi sono loro i suoi occhi, quindi è il cavallo l'occhio del ragazzo e il ragazzo si fida ciecamente al movimento del cavallo, naturalmente accompagnato dall'istruttore, dal coadiutore. Però vedere il cavallo che a 360 gradi lavora con i ragazzi speciali, che possono essere dai normodotati ai ragazzi autistici, con problemi in carrozzina, agli autistici, ai ragazzi che hanno difficoltà psicologica, difficoltà labiale, lui rimane sempre integro e passivo a quello che succede, quindi è il collaboratore essenziale che tutti dovremmo avere a fianco. Va da sé, dottor Pesce, che c'è necessità di un'adeguata formazione per un'adeguata figura professionale che poi si rivolge a questo tipo di attività. Certo, innanzitutto gli interventi che mi hanno preceduto hanno dimostrato l'alta qualità dell'esperienza dei tecnici FISE. Questo integrato con quello che farà Informa, quindi quell'ente autorizzato a rilasciare dei certificati che a livello professionale hanno validità in tutta Italia, è fondamentale. Quindi questa sinergia è proprio una collaborazione di trasmissioni anche di informazioni, di dati, di esperienze che possono arricchire sia il quadro di tecnici FISE, il Comitato Regionale FISE del Veneto in questo caso, ma anche noi di Informa. Quindi anche per noi è un'esperienza interessante alla quale ci dedicheremo con la massima attenzione, perché ritengo che sia effettivamente un modo per rispondere alle esigenze del territorio. Tenga presente che noi come ente di formazione facciamo formazione professionale, quindi creiamo figure che si affacciano poi nel mondo del lavoro grazie a quello del percorso che hanno fatto con noi.
Certo, e lo scopo, appunto, come abbiamo detto, è quello di fare in modo che poi questa sorta di sperimentazione di questo primo percorso possa vedere la luce in anche altre regioni. Ma certamente, io sono convinto che poi, vedendo cosa si fa qui in Veneto, anche altre regioni cercheranno di accodarsi e fare propria questa esperienza. Anzi, io ritengo senz'altro che come esperienza della FIS del Comitato regionale del Veneto possa già allargare la possibilità ad altri quadri tecnici italiani la partecipazione a questa prima sperimentazione per trasferire nelle loro regioni, nei loro comitati, l'esperienza fatta qui da noi. Daniela Cipriani, per esempio, un tecnico di sport integrati come lei, che cosa fa operativamente? Beh, allora, prima di tutto bisogna conoscere il ragazzo, avere comunque una sorta di cartella clinica per sapere un po' come approcciarsi, come lavorare, e l'ideale sarebbe avere un fisiatra nel caso delle parti motorie con problematiche, o lo psicologo nel caso in cui ci sono dei supporti psicologici, di lavorare in concomitanza. Il lavoro è comunque sempre partendo dalla pulizia del cavallo, perché è fondamentale che dall'essere sempre presi in cura a dare cura, a prendersi loro cura di un animale, per cui già da lì lavori su tutta la parte dell'autostima, dell'attività motoria, del coinvolgimento motorio, che dopo comunque dà sempre dei benefici, perché comunque si sta facendo già nella pulizia già un lavoro. E a cavallo invece c'è tutta la parte che può essere inerente ai giochi di coordinazione, di equilibrio, ma tutta la parte soprattutto del beneficio del movimento del cavallo, che è poco conosciuto, ma ha un movimento, si dice, tridimensionale, per cui va a lavorare a rinforzare tutta la colonna vertebrale, che è fondamentale anche per noi, nel senso che a cavallo devi continuamente gestire il tuo equilibrio, perché il cavallo si muove. Già al passo hai tantissime sollecitazioni, per cui già stai lavorando, e mettere in pratica questo esercizio, questo movimento con la guida, con i esercizi, con tutta la parte appunto inerente, specifica allo sport, è fondamentale e arricchisce tantissimo la qualità e l'aiuto che può dare. Certo. C'è richiesta, c'è necessità, bisogno di figure professionali come queste che vadano ad operare in maniera così specifica con questi ragazzi e con l'animale? Sì, allora di richiesta ce n'è molta. Però maneggi che hanno, diciamo, i requisiti sono pochi, e soprattutto serve un'equipe, serve l'attrezzatura adeguata, per cui non tutti i centri hanno queste qualità. Per cui tante volte lo stesso ragazzo che va lì a chiedere di poter accedere a un centro magari o non ha le figure qualificate, per cui non può, o non ha le attrezzature perché magari serve la sella, serve la pedana, per cui bisognerebbe veramente incentivare e promuovere all'interno dei nostri centri ippici la possibilità di accogliere tutti, perché è giusto che all'interno di un maneggio tutti possono andare vicini a casa per fare questo tipo di attività. Possibilità di Esatto. praticare, di interagire con questi animali. Manuela Motta, da questo punto di vista cosa può aggiungere? Allora, io aggiungo che concordo con Daniela che le attrezzature sono fondamentali per portare i ragazzi speciali a fare quello che fanno i ragazzi normodotati. È importante, faccio l'esempio di Consuelo, con la carrozzina per arrivare al cavallo ci vogliono delle rampe per salire su e per mettere in sicurezza soprattutto prima i ragazzi e poi mettere in sicurezza il cavallo, gli istruttori, chiunque loro sta di fianco. Ed è quindi fondamentale anche muoversi dentro all'interno del maneggio. Loro devono arrivare dappertutto come arriviamo dappertutto noi. Quindi è la cosa più essenziale. Concordo che purtroppo le attrezzature hanno un costo non da poco
e quindi non tutti possono prevedere a questo. Le richieste sono veramente tante. Facciamo solo l'esempio del comune di dove siamo noi: in una scuola di 3.000 ragazzi ce ne sono 65 ragazzi speciali e sono veramente tanti. Portare 65 ragazzi nel nostro comune, nel nostro maneggio, veramente non ci stiamo lavorando tanto, però abbiamo bisogno anche di supporto, e questa è la pura identica verità. Il cavallo lui c'è, lui è sempre presente, e come dice sempre Consuelo, il cavallo sono le mie gambe, per un bambino cieco il cavallo sono i suoi occhi, per un bambino che sente nitrire il cavallo, dice e ha difficoltà nel labiale, è il cavallo che comunica con lui, quindi lui c'è, però noi dobbiamo aiutarlo con tutto quello che è la necessità per loro per farli andare a cavallo. Com'è stata e com'è tuttora l'esperienza di Consuelo a cavallo? Beh, Consuelo dice sempre che quando è a cavallo lei cammina, quindi quando gli viene detto ma tu non cammini, lei dice come io non cammino? Quando io sono a cavallo cammino, trotto, galoppo, faccio quello che fanno gli altri ragazzi speciali. Quando gli chiedono ma cos'hai, come mai sei in carrozzina, cosa rispondi? Perché sei in carrozzina, Consuelo? Male alle gambe. Perché ha male alle gambe, però questo non la ferma a fare niente. E questo, lei dice, i miei primi amici essenziali, il suo primo amico in assoluto è il cavallo. Quindi lei quando deve comunicare, comunica con il cavallo come comunicasse con me, va a raccontare a lui quello che deve raccontare a me. Il cavallo, posso dire, per Consuelo è stato il suo vero medico di vita, perché con la malattia che ha Consuelo era stata diagnosticata che non avrebbe avuto più di 8 anni di vita. Quando si è avvicinata per la prima volta al cavallo, Consuelo ha preso la staccionata del cavallo e si è messa in piedi, e da lì abbiamo capito che il cavallo doveva essere parte essenziale della sua vita. Da lì ha cominciato a parlare, perché lei conosce tutti i nomi dei cavalli che abbiamo, addirittura ha imparato a memoria le riprese di dressage, di paradressage, ha imparato, quando arriva lei va a prendere le capezze, mi porta la capezza, io metto la capezza, lei accompagna il cavallo fuori per portarlo al paddock, e questo i medici sono ancora sbalorditi di quello che lei riesce a fare, perché avrebbe dovuto arrivare 3 anni di vita, avere la PEG, quindi non alimentarsi. Consuelo fa tutto da sola, e questo io devo dire grazie al cavallo che c'è. E io credo che insomma queste sue parole hanno ben descritto il rapporto di Consuelo con il cavallo e quanto il cavallo può fare bene, non soltanto per i ragazzi speciali, ma insomma per tutti noi, che possiamo davvero instaurare una relazione bella e proficua con i cavalli. Io sono l'esempio palese, no? Sono mamma di Consuelo a cavallo, ho una bimba più piccola che va a cavallo, Consuelo stessa ha messo la mamma a cavallo e sono diventato coadiutore del cavallo, quindi il cavallo ha un aspetto, poi continua a dire, a 360 gradi. Mi sta continuamente mettendomi in gioco da diventare proprio istruttore tecnico dei ragazzi speciali, quindi ha delle proprietà infinite, e vorrei proprio che questo fosse all'ordine del giorno per tutti i nostri ragazzi. Grazie per aver portato la vostra bella esperienza. Grazie Consuelo. Grazie al dottor Fiorenzo Pesce, direttore di Informa, grazie a Daniela Cipriani, tecnico di sport integrati, a Manuela Motta e a Consuelo. Grazie di essere stati con noi. Torniamo tra pochissimo per raccontarvi i successi dell'endurance nella Coppa delle Regioni. A tra poco.